Nel 1987 un gruppo di persone hanno deciso di mettersi insieme come gruppo di autoaiuto. In questi 30 anni di attività sono state svolte molte iniziative, di cui le più significative sono assistenza agli ammalati negli ospedali, soprattutto di notte, animazione del tempo libero, attività motoria, gite a tema culturale, soggiorni climatici per anziani, consegna pasti a domicilio 7 giorni su 7, vigilanza presso le scuole, trasporti sociali presso i poliambulatori specialistici a Treviso, a Castelfranco, a Montebelluna, a Feltri, a Bassano, a Padova, ad Aso, a Crespano e a Valdobbiadene e anche a Conegliano. L'associazione ha stipulato convenzioni con le case di riposo, con l'Istituto Cavanis e con il Comune. Questa prima associazione ha contribuito a far nascere analoghe associazioni nei comuni limitrofi, primo fra tutti Cavaso del Tomba, poi Monfumo, poi Crocetta del Montello e Crespano del Grappa. Le associazioni dei vari comuni della Marca hanno costituito l'associazione provinciale denominata TEA, Terza Età Attiva. Su questo esempio nacquero associazioni in tutte le province venete che, coordinandosi, hanno costituito l'Artea iniziale, che voleva dire Associazione Regionale Terza Età Attiva. E infine, a livello nazionale, è nata l'Anteas, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà. L'associazione di Possagno e Cavaso del Tomba, con l'assemblea congiunta del 25 novembre 2017, hanno deliberato di unirsi in unica associazione con il nome di Anteas Volontari Valcavasia, con piena operatività da gennaio 2018, mettendo insieme tutte le risorse materiali e umane. La nostra associazione di Cavaso del Tomba nasce nel 1991, in luglio, davanti al notaio qui in piazza Caniezza, da un gruppo di volontari pensionati, si può dire anche lungimiranti, perché avevano intenzione di aiutare le persone che avevano più bisogno, naturalmente, e organizzarsi un po' anche per socializzare. Allora andavano a trovare le persone nelle case, così per fare compagnia. In più l'amministrazione comunale aveva messo a disposizione una sala e lì si trovavano per fare anche dei corsi per la memoria, per fare corsi di ballo, così per stare un po' insieme. Poi le cose si sono un po' evolute. Su invito del dottor Franceschet hanno incominciato a fare assistenza, diciamo, compagnia meglio, più che assistenza, agli ospiti delle case di riposo, prima in Prealpina e poi da Binotto. E lì a turno facevano un po' di tutto, lavoretti, giochi, così a carte, a tombola, tanto per intrattenere le persone. E nel frattempo si è dimostrata la necessità di portare delle persone che avevano bisogno di visite specialistiche, di portarle nei centri di cura, ecco, negli ospedali, eccetera. All'inizio con le auto dei volontari, ecco. Poi ci siamo organizzati nel 2013 e abbiamo comprato come associazione la prima auto, anche con il contributo dell'amministrazione comunale. E più avanti abbiamo visto che questo lavoro aumentava di continuo, le richieste c'erano di continuo, abbiamo comprato un'altra, anche perché le amministrazioni comunali non riuscivano a rispondere a tutte le domande che i cittadini facevano. Quindi poi sono sorte anche altre attività, sempre con convenzione del comune, portare i pasti a domicilio i giorni festivi e prefestivi. E poi fare i nonni vigili davanti alle scuole primarie, medie e elementari per un periodo.
Così questo lavoro è andato avanti parecchio, con i nonni vigili fino allo scorso anno, quando le scuole si sono trasferite. E nel frattempo era nata anche la necessità, quando avevano ristrutturato la chiesa parrocchiale, di tenere aperte le porte perché non entrassero vandali. E un gruppo di volontarie faceva da guardia e anche da guida, perché abbiamo fatto dei corsi per istruire queste persone riguardo alla storia della Chiesa, storia millenaria della Chiesa. Nel 2017, come diceva Giorgio, visto che le due associazioni limitrofe facevano più o meno lo stesso lavoro, anzi quella di Possagno aveva organizzato anche i centri estivi, che erano molto importanti per le nostre persone, perché aderivano 60-70 persone, quindi erano molto importanti. Ci siamo uniti, abbiamo unito le forze e attualmente il lavoro più grande, visto che quello dell'assistenza nelle case di riposo non c'è più, di nonni vigili neanche, maggior parte abbiamo il trasporto delle persone. Attualmente abbiamo 4 auto, una con portacarrozzina anche, e facciamo un servizio anche da 3 anni con una convenzione dell'ULSS per trasportare dei ragazzi che hanno difficoltà alle scuole superiori di Montebelluna. E questo è un lavoro che ci impegna parecchio, perché sono tutti i giorni, 6 giorni a settimana, quindi è abbastanza. Naturalmente è ovvio che abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari che ci aiutino specialmente a fare questo servizio. Oltretutto la nostra associazione fa anche dell'altro, non si limita a fare questo, fa anche attività culturale, con incontri culturali. Facciamo 2 sessioni, uno in primavera e uno in autunno, di 10-12 incontri l'uno a Cavaso e Possagno. Dunque, la speranza è quella di coinvolgere sempre più persone che vogliono sentirsi utili, dando un po' del proprio tempo libero in maniera organizzata in favore delle nostre comunità, soprattutto in aiuto delle persone più deboli. In tutta questa storia dell'Anteas, fin dai suoi inizi, la CISL FNP ha avuto un grande ruolo, dandoci l'aiuto e il supporto tecnico necessari per crescere.